volevo condividere con voi i successi, le sfide e tutto quello che è accaduto in quest'anno e accadrà nei prossimi mesi del 2020. Comincia così il messaggio di fine anno ai veneti del governatore Luca Zaia, andato in onda sulle nostre emittenti la sera del 31 dicembre, un bilancio del 2019 che parte dai successi. Abbiamo avuto un anno che ha avuto gioie e dolori. E rispetto alle gioie le conoscete tutti, no? Quello che è stato ad esempio il grande progetto delle Olimpiadi e quello che è accaduto. Siamo partiti in sordina con la partita delle Olimpiadi e alla fine oggi possiamo dire che il Veneto è sede ufficiale delle Olimpiadi 2026. Dall'altro, se è stato l'anno d'oro delle Olimpiadi, non posso non ricordare che le colline di Valdobbiadene e nel Conegliano portano a casa quello che è poi il patrimonio dell'umanità. Ma è stato anche l'anno in cui si è compiuto un tratto del tortuoso cammino verso l'autonomia. La partita dell'autonomia è una partita che non abbiamo assolutamente abbandonato. C'è stata un'evoluzione in questo 2019 e non sarà una strada facile. Questo governo dice che vuol fare l'autonomia, vedremo con i fatti. Se non dovessimo avere risposte, perché ci dicono che a gennaio dovrebbero iniziare a varare i primi provvedimenti, e noi non abbiamo che un'alternativa, quella di prendere le singole materie una ad una e fare in modo che queste materie si trasformino in singole leggi. Sanità d'eccellenza, ma si può sempre migliorare, continua Zaia, che sottolinea l'assunzione di 80 specializzanti da destinare agli ospedali veneti e ribadisce la vocazione pubblica del servizio. 2020 anno della Pedemontana. Lo annuncio in occasione di questi auguri, lo annuncio con gioia che noi pensiamo di ultimare questa infrastruttura per dicembre 2020. Significherà un po' sconvolgere tutto quello che è la vita, il modo di ragionare dei nostri territori. Pensate solo che un Treviso Nord e Bassano cuberà all'incirca 20 minuti di percorrenza. Nelle parole del presidente, la montagna che cerca di risollevarsi dopo Vaia, l'acqua alta a Venezia, la devastazione del litorale e poi le vertenze aziendali dalla CC alla Safilo. Infine il grazie di Zaia ai veneti. Vi ringrazio per la solidarietà, vi ringrazio per i consigli, anche per le critiche che sono sempre costruttive. Mio nonno diceva che solo i mone non cambiano idea. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e fate per il Veneto. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto, non serve essere governatore del Veneto, un assessore, un sindaco o un presidente di qualcosa. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto. Noi amiamo questo Veneto. Il pianto insistente di una piccina di 14 mesi squarcia il silenzio nella notte di Capodanno e sveglia i genitori che dormivano accanto a lei e si accorgono che la camera da letto è invasa da un fumo denso. A San Tommaso Gordino si sono vissuti momenti di paura per l'incendio, di cui al momento se ne ignorano le cause, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il rogo si è sviluppato nel salotto dell'abitazione in cui la famiglia Carraro, veneziana di Pianiga, stava trascorrendo le vacanze. La chiamata al 115 ha scongiurato il peggio. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, a mettere in salvo la famiglia che precauzionalmente è stata portata all'ospedale di Agordo per monitorare le condizioni di salute provocate dall'inalazione del fumo. La baita è agibile, eccezion fatta per il salotto, e i danni fortunatamente sono limitati. È andata decisamente peggio in centro a Feltre, dove un incendio ha distrutto la pizzeria La Locanda. Le fiamme sono divampate all'alba del 1 gennaio, quando il locale era chiuso dopo una notte di festeggiamenti per Capodanno. Al momento pare esclusa l'origine dolosa del rogo, molto più probabile l'esplosione di alcuni petardi che potrebbero essere finiti fortuitamente all'interno del locale. Il giorno dopo il titolare a stento riesce a trattenere le lacrime. Lo stato d'animo è un po' a terra sicuramente, però vorrei tanto ringraziare tutte le persone che hanno dimostrato grande solidarietà nei miei confronti. Da ieri è iniziato il lavoro di smassamento del materiale per aiutare la ripresa dell'attività nel più breve tempo possibile. Grande la solidarietà. L'amministrazione comunale ha reso disponibile per domani il campo sportivo di Nemeggio, dove dalle 17 Luca e il suo staff prepareranno pizza e piatti vari fino a esaurimento scorte. Ci rialzeremo perché non molliamo, teniamo il locale, teniamo la Feltre e ci rivedrete presto. Non so quanto presto, però ci rivedremo sicuramente. L'ultima traccia lasciata da Mohamed Barbri è stata individuata a Barcellona. La fuga del marito di Samira, la mamma di Stanghella, scomparsa il 21 ottobre scorso, continua verso il Marocco.
Al momento l'uomo, che è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere della moglie, è in Spagna. A Barcellona è arrivato quasi sicuramente in autobus. Alla stazione dei bus della città catalana ha fermato un uomo e si è fatto prestare il cellulare utilizzato per contattare un parente che vive nel Padovano. Il familiare però ha riferito tutto ai carabinieri, che stanno ricostruendo tutti gli spostamenti di Mohamed dalla mattina del 31 dicembre, il giorno in cui ha salutato la suocera lasciandole la figlia di 4 anni e allontanandosi in bicicletta. Bici che non è ancora stata ritrovata, così come il cellulare abbandonato da qualche parte a Stanghella. L'ultima geolocalizzazione aggancia una cella lungo la statale 16 a pochi chilometri dalla sua abitazione, poi si è spento. Mohamed il giorno prima della fuga inoltre avrebbe chiesto dei soldi alla zia della moglie con la scusa di fare la spesa. Forse stava già pianificando la sua fuga e stava racimolando del denaro. Non è chiaro poi se qualcuno lo possa aver aiutato. In Spagna però Mohamed non ha nessun contatto, nessun appoggio. Per ora non c'è un mandato di cattura internazionale, ma solo la denuncia di scomparsa fatta dai parenti di Samira. Gli inquirenti non escludono infatti che nelle prossime ore Mohamed possa tornare a casa, ma la sua posizione si aggrava di ora in ora. I familiari di Samira, in particolare la mamma arrivata a Stanghella nei giorni di Natale, sono convinti che questa fuga sia la conferma del fatto che Mohamed abbia fatto del male alla moglie. Sicuramente l'allontanamento di Mohamed ha sorpreso tutti, anche il sottoscritto, compresi i familiari. Non fosse altro perché fino a pochi giorni prima di questo allontanamento l'uomo direttamente o indirettamente ha sempre esternato la volontà di difendersi. E ora a complicare le cose è arrivato anche un avviso di sfratto. Il comune di Stanghella e la comunità marocchina di Solesino si stanno attivando per aiutare Malika El Attar e la sua nipotina. Il giorno 29 ero a Stanghella e tra le persone che conoscono Mohamed si parlava di una volontà da parte del proprietario di casa di evidentemente appunto interrompere la locazione. E siamo riusciti appunto negli ultimi giorni, veramente grazie a un lavoro enorme da parte degli uffici, a far firmare 49 nuovi contratti che daranno sicuramente un po' di respiro agli uffici che dopo la mancanza del turnover degli scorsi anni si sono veramente molto affaticati. Il 2019 a Palazzo Moroni si è chiuso con 49 nuove assunzioni. La maggior parte, 36 dei neoassunti, hanno funzioni amministrative, 7 sono insegnanti delle scuole dell'infanzia comunale e 6 sono arrivati dall'esterno con la mobilità. Rientrano tutti nel piano delle assunzioni grazie ai concorsi svolti nei mesi scorsi e che nei prossimi anni porteranno anche a nuovi contratti. Noi abbiamo in corso diversi altri concorsi per altre figure, come anche la possibilità da questi concorsi di continuare le assunzioni per i prossimi 2 anni in base al piano del fabbisogno triennale che era stato approvato durante l'anno scorso. Il tema delle assunzioni si lega alla mancanza di insegnanti nelle scuole dell'infanzia comunali. L'assessore Benciolini rassicura i genitori e assicura che il 7 gennaio i bimbi troveranno le loro maestre. Grazie alla conclusione del concorso per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, l'altro giorno abbiamo messo a regime dei tempi indeterminati, quindi abbiamo degli insegnanti che sono assunti all'interno del nostro comune a tempo indeterminato e garantiamo che il 7 si apriranno tutte le scuole garantendo un servizio stabile. Sono coperti tutti i ruoli, nel senso che a tempo indeterminato sono state prese tutte le persone che era possibile prendere da questo concorso e sono garantite quelle persone che noi non possiamo prendere a tempo indeterminato, come alcuni insegnanti di sostegno che per il tipo di impegno e di contratto non possono che essere a tempo determinato, sono già stati contattati e assegnati alle varie scuole. Dobbiamo fare ricorsi nei confronti di governi che non si curano del diritto all'autonomia, che hanno tutti i comuni d'Italia e in special modo i comuni più virtuosi, nel nostro caso quelli veneti. Quella giudiziaria è la strada maestra per il sindaco di Montebelluna Marzio Favero, che chiama così a raccolta i colleghi trevigiani contro l'ennesima ondata di tagli, la decurtazione più consistente a Treviso, meno 406.000 euro, seguita da Conegliano, tagliata di ben 196.000, quasi 90.000 a Mogliano.
Nel mirino anche i piccoli comuni dove poche migliaia di euro fanno la differenza. A Porto Buffolè 12.000 euro in meno, a Mansuè 40.000. Vittorio Veneto segna -9, -34 Montebelluna, dove il sindaco ricorda come i tagli procedano ininterrottamente da anni e un punto a favore sia già stato segnato. Abbiamo vinto come comune a Marca Trevigiano un primo ricorso a valere su una manovra economica di Renzi del 2015. Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, questo la dice lunga. Adesso lo Stato sta tergiversando nel pagamento, chiedendo l'UMI al TAR del Lazio prima, al Consiglio di Stato dopo, sull'entità della cifra che si deve rimborsare, ma io credo che questa sia la strada giusta. Nella Marca la partita degli arretrati è di 24 milioni di euro, 3 milioni per esempio solo per Castelfranco, che stavolta si vede riconosciuti 14.000 euro in più. Per il primo cittadino Stefano Marcon una elemosina che sa di presa in giro. Si sta centralizzando ed innescando una guerra fra poveri che non deve vedere i comuni uno contro l'altro, perché a qualcuno danno un'elemosina e agli altri prelevano un consistente malloppo. Ma l'indignazione dei sindaci è bipartisan. Meno trasferimenti significa servizi a rischio, lo ribadisce da San Biagio Alberto Capelletto. Per San Biagio stiamo ragionando €1 ad abitante, quindi oltre 13.000 euro in meno di quello che dovrebbe arrivare dal Fondo di Solidarietà. E ricordiamo che queste risorse qui vengono utilizzate per dare servizi ai cittadini o altro, ma sempre comunque investiti nel territorio. I convenevoli sono in fotocopia, problemi personali e di lavoro. Il risultato è che in 7 mesi la Giunta Massaro ha perso 3 dei suoi pezzi importanti. Prima Valentina Tommasi e Maurizio Busatta, oggi Stefania Ganz. L'assessore all'ambiente scalpitava da almeno 3 mesi. Alla fine ha preso carta e penna per ufficializzare il suo addio all'organo di governo di Palazzo Rosso. Un avvicendamento nel solco della continuità con l'assessore Stefania Ganz, che è stata con noi oltre 2 anni e mezzo, che in qualche modo cede il passo, diciamo, ai propri impegni professionali, personali e soprattutto familiari, e che con la sua formazione tecnica nel campo ambientale ci ha indicato la strada da seguire e noi proseguiremo su questa strada. Massaro afferma si tratti di un semplice avvicendamento, giustificazione che non convince l'opposizione, che parla di una giunta allo sbando e di un'altra tegola piuttosto pesante, giacché l'assessore Ganz si è distinta nel suo operato per l'attenzione all'ambiente e ai trasporti. Si vedrà. Intanto Massaro ha già reso noto il nome del sostituto. Le subentra Alberto Simiele, amministratore diciamo di esperienza, ma soprattutto molto sensibile alle tematiche ambientali e della salute in generale, essendo anche lui un medico, e quindi abbiamo ritenuto come maggioranza, con l'accordo di tutti, dell'assessore Ganz, del neo assessore Simiele, di percorrere questa strada nel solco della continuità. Dell'assessore Ganz si ricordano la determinazione nell'introduzione delle misure anti-smog, i confronti con i cittadini e le categorie sulla mobilità sostenibile in città con il trasporto pubblico e la realizzazione delle isole ecologiche interrate in Piazza dei Martiri. Il neoassessore Alberto Simiele, 64 anni, medico di medicina generale, attualmente siede in consiglio comunale tra le fila di In Movimento. Al momento non è ancora chiaro chi gli subentrerà in consiglio. Nella terna dei papabili ci sono la stessa assessora uscente Stefania Ganz, Paolo Santesso, amministratore della Sersa, e Matteo Lazzarin. È morta senza conoscere la verità, senza sapere dove si trovi il corpo di sua figlia. È mancata a 87 anni Ofelia Rampazzo, mamma di Isabella 90. La signora si è spenta il 30 dicembre dopo una breve malattia. L'anziana, che abitava ad Albignasego nella stessa casa dove viveva Isabella, non si era mai rassegnata al tragico destino della figlia e aveva lanciato, anche tramite i nostri microfoni, appelli ai suoi assassini chiedendo di avere una tomba su cui piangerla. Isabella 90 era scomparsa la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016. Per il fatto vennero indagati e poi condannati a 30 anni i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e a 16 anni la tabaccaia Manuela Cacco. La salma di Isabella non è mai stata recuperata. Fino all'ultimo, mamma Ofelia, anche dal letto di ospedale, ha supplicato di conoscere la verità, ma il destino crudele gliel'ha negato. Intanto la villa di Freddy Sorgato a 90 Padovana, teatro del delitto, rimane sotto sequestro, nonostante sia stata venduta all'asta, in attesa della sentenza della Cassazione, prevista in primavera, e che metterà la parola fine al giallo di Isabella 90.
Avremmo voluto maggior coraggio. Questo paese non ha bisogno solo di gestire l'ordinarietà, ma ha bisogno di guardare il futuro, ma è evidente che un governo precario o in breve termine non può farlo. Il decreto fiscale è legge, ma il mondo della piccola e media impresa artigiana teme che il 2020 sia un altro anno perso, perché le misure adottate rischiano di non bastare a far ripartire il paese. Io mi auguro che adesso, invece di andare a discutere su questioni che interessano poco alla gente e sono solo di principio, si comincia a capire che l'occupazione non la fa il reddito di cittadinanza, ma lo fanno imprese, che abbiamo bisogno di sviluppo e i temi maggiori sui quali bisogna puntare sono economia e lavoro. Ci sono elementi positivi, come tutta la questione del rinnovo sulle ristrutturazioni e sulle, diciamo così, riorganizzazioni del risparmio energetico e quant'altro, però dall'altra parte non c'è stato un minimo di semplificazione della burocrazia. Vengono introdotte nuove misure come gli scontrini fiscali che dovrebbero portare poi di contropartita ad una semplificazione, ma fino ad oggi, così come è stato per la fattura elettronica, abbiamo avuto solo i costi e non abbiamo avuto nessun beneficio. Favorevoli a un intervento sul cuneo fiscale, prosegue Sartor, che deve però andare di pari passo col taglio della burocrazia e una diminuzione della pressione fiscale. Invoca una nuova legge sugli appalti, il rappresentante degli artigiani, e un'incentivazione alle manutenzioni e alle infrastrutture. La manutenzione, oltre a portare sicurezza, porterebbe anche quel lavoro e quello sviluppo che permetterebbe alla gente di non attendere il reddito di cittadinanza, ma di darsi da fare e trovarsi un'occupazione che è anche un elemento più dignitoso. Ciliegina sulla torta infine i rincari dei pedaggi autostradali che hanno colpito il Veneto e in particolare il Passante. Il transito di automezzi è stato superiore alle previsioni, quindi il rimborso delle risorse che anche la Regione ha sostenuto è stato velocizzato e quindi mi sarei aspettato un non aumento anche nella nostra tratta.